senza l'amore non si vive. È inutile che uno dice che non è vero, è la verità. Allora, che segno è il tuo compagno se ce l'hai? Leone. Leone? Sì. Due teste dure. E quanti anni ha? 54. Vuoi sapere se la vostra storia andrà avanti? Sì. Ok, ti passo Cleo. Allora io mischio le carte senza incrociare né mani né non gambe, fermami quando vuoi. Basta. 1, il 2 o il 3? 2. Intanto io ricordo a tutte le persone che vogliono sapere tramite l'astrologia se il vostro compagno è per tutta la vostra vita, chiamatemi al mio cellulare, non dovete fare l'899 perché l'astrologo a Marta vi risponde sul numero privato, che io vi faccio un controllo astrale per vedere quanti anni durate con quest'uomo, se quest'anima vostra gemella è questo attuale che state adesso, per non soffrire dopo, vi faccio prendere prima le posizioni in mano. Allora, ascoltami bene, mi esce la carta del diavolo vicino alla carta della coppia, sta a indicare momenti difficili da superare. In realtà tu a tuo marito, è tuo marito, vero? No. Un tuo compagno? Sì. Ecco, tu a questa persona non riesci a capirlo più. Cioè, bello e buono vi regagnate, o stai perdendo la in mano, detto napoletanamente parlando. Sì. Quindi il discorso è questo, che questa persona sta cercando in tutti i modi di tenere unito un po' il rapporto, però bello e buono si sente come tirare indietro. Ci sono delle forze che stanno ostacolando questo vostro rapporto dovuto a un'altra persona che sa della storia di quest'uomo e girando tra maghi e maghetti sta riuscendo ad allontanare quest'uomo. Ma lui ci tiene a me? Lui ci tiene, se è tutto normale, ma se si va a ordinare che questa persona ti dà schifà, sta persona prima o poi ti schifa. Ho capito. Perché viene ordinato, non so se mi spiego. Va e bene. poi ci sono in giro tanti senza scrupoli che basta che c'è qualcosa di soldi ti fanno qualsiasi cattiveria, voglio dire oggi, no? Ho capito. Questo è il discorso. Quindi c'è un'altra donna? Sì. Va bene, grazie Cleo. Ciao. Ciao, un bacio. Allora, non dimenticate di ordinare la busta della fortuna. Ecco, un'altra cosa Eccola che sta qua. andando benissimo. 10 pacchetti al giorno Marta ne può fare. La busta della fortuna contiene sia i numeri all'otto personalizzati sulla vostra data di nascita e contiene il bracciale in rame per le negatività astrale, quindi portando al braccio questo bracciale vi libera da ogni forza del male, da ogni forza di cattiveria. I numeri da giocare all'otto sono personali, sviluppati sulla vostra data di nascita e quindi la potete... Questa qua sull'899. Sì, la potete ordinare anche sull'899, Se chiamando all'899, Cleo, voglio la busta della fortuna, io vi darò la busta della fortuna. Salutiamo la signora dalla Sicilia, le persone dalla Sicilia, Palermo, Camporeale, che ci hanno ordinato la busta della fortuna e ci hanno mandato le loro testimonianze, il signor Giuseppe, Antonio, Francesco, Calogero, Maria, Salvatore, Giovanni, Gaetano. Andiamo a salutare anche le persone da Milano, Giulia, Alessandro, Andrea, Matteo, Martina, Chiara, Sara, Alessia, Francesca, Sofia, Giorgia, Alice, Davide, Marco, Simone, Mattia, Luca, Lorenzo e Matteo. Bravissimo, io voglio anche avvisare che le persone che non possono fare l'899 mi chiamano a me sul telefonino, io gli dico come fare per avere questa busta. Io vi devo dare tanti baci perché ne siete tante. Quante persone mi dicono Marta non lo posso fare l'899, parlate con me, Marta è a vostra disposizione. Regia vai ancora con una breve pausa e dopo prendiamo la prossima diretta, vai. Dal 1979 porta avanti il suo cammino esoterico con professionalità e rispetto, aiutando chi soffre d'amore, perché lui è l'unico ad essere in possesso di supremi sistemi di legamenti e ritorni d'amore. Cleo, il santone di Avella, potentissimo maestro esoterico di quest'epoca, si avvale della suprema esperienza dell'astrologa Marta per poter analizzare i vostri problemi prima di intervenire in aiuto. Cleo, il santone di Avella, il più imitato. Cleo, il santone di Avella, l'unico ad essere autorizzato a rilasciarvi ricevuta fiscale per ogni suo intervento. Riceve a Santa Maria Vico, Caserta, a Napoli Centrale, zona ferrovia. Si reca a domicilio in tutto